Bene, buongiorno a tutti, benvenuti oggi qui in Consiglio regionale del Veneto, nella casa di tutti i Veneti. Grazie al sindaco di Campo San Martino, Dario Tardivo, all'assessore Martellozzo, ai volontari della Protezione Civile di Campo San Martino, al coordinatore Matteo Caccaro, al vice coordinatore Stefano Zevrain e alla nostra figura storica Silvano Dal Ponte e della Protezione Civile di Campo San Martino e tutti i volontari del nostro gruppo di Protezione Civile. Ecco, una breve introduzione. Ringrazio l'assessore anche Bottacin per la sua straordinaria presenza oggi, perché sappiamo che l'assessore è sempre anche molto attivo con tutte le problematiche che ha affrontato in questi 10 anni con la Protezione Civile, e anche molto attivo e sempre molto vicino a tutti i gruppi di Protezione Civile del nostro territorio veneto, non solo quelli a livello provinciale ma anche quelli a livello comunale. Si è recato in visita tantissime volte ed è venuto anche nel nostro nucleo di Protezione Civile di Campo San Martino. Quindi un ringraziamento a tutti. Una piccola introduzione per festeggiare questi 30 anni della nostra Protezione Civile. Io 30 anni fa un po' di imbarazzo, ma c'ero quando è stata fondato il gruppo di Protezione Civile. Era uno dei primissimi gruppi della provincia di Padova, e in quel momento c'era la nascita dei gruppi di Protezione Civile. Nel corso degli anni il gruppo poi è aumentato di numero. Oggi qui c'è una rappresentanza, poi dobbiamo anche dire questo, è aumentato di numero, ha svolto tantissime operazioni in scenari anche molto difficili in Italia. Ricordo magari il terremoto di L'Aquila per tutti, dove il nostro gruppo è stato parte attiva di questo evento, e devo dire che insomma è un orgoglio e anche un onore per noi a Campo San Martino avere un gruppo di questo genere, che poi si è specializzato anche in anche in specializzazioni proprie della Protezione Civile, per cui anche il discorso fluviale, perché noi siamo attraversati dal Brenta, e poi nel corso degli anni c'è stato questo gemellaggio con la Protezione Civile di Rosenheim, che poi è stato festeggiato qualche giorno fa nel nostro comune. Quindi io credo che come introduzione possa andare bene. Darei la parola all'assessore Bottacin, che ci onora oggi della sua presenza ed è sicuramente un grande esperto in materia, con tutto quello che ha visto anche con le ultime emergenze degli ultimi giorni. Grazie. Grazie al consigliere Sandonà. Fate un applauso al consigliere Sandonà, perché ma vi spiego perché l'applauso più grande è a voi stessi, ma non è da tutti essere invitati a Palazzo Ferrofini per fare una conferenza stampa su un traguardo così importante come quello che festeggiate oggi. 30 anni non sono pochi, e in 30 anni avete visto di tutto di più, no? 30 anni fa era appena nata la vecchia legge sulla protezione civile, nel 92 era nata, quindi 3 anni prima, ma poi nel corso degli anni è cambiato il mondo anche dal punto di vista normativo, con l'introduzione poi nel 2018 del decreto legislativo 1 del 2018. Non so se lo sapete, ma approfitto dell'occasione per dirlo: qualche settimana fa tutte le regioni hanno chiesto una modifica della normativa dal punto di vista delle responsabilità, poi arriverà anche il turno dei sindaci, ma per quanto riguarda i volontari della protezione civile. Perché dopo quello che è successo anche in Friuli, e con il coordinatore chiamato è sotto processo insieme al sindaco, crediamo che chi svolga l'attività di volontariato in ambiti così complessi debba avere anche delle tutele per evitare di finire nei guai dopo aver dedicato tempo per aiutare gli altri, mettendo anche a volte a rischio la propria incolumità. Noi abbiamo 530 organizzazioni di protezione civile in Veneto, ma abbiamo avuto dei morti anche noi tra i volontari, e quindi un plauso a chiunque faccia volontariato, ma chi fa volontariato di protezione civile ha una marcia in più, e voi ne siete assolutamente
consapevoli. C'è una frase che qualcuno ogni tanto mi sento dire ancora tutt'oggi, i parcheggiatori delle sagre. Allora, questi non hanno capito di cosa stiamo parlando, no? E quindi tutti insieme dobbiamo cercare di far capire a queste persone che se poi c'è la festa di paese si dà una mano come sempre, no? Chi fa volontariato, ma il sistema della protezione civile del Veneto è cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista delle competenze negli ultimi 30 anni e voi ne siete testimoni perché li avete attraversati questi 30 anni. Tant'è che oggi siamo riconosciuti come i migliori in Italia e questo lo ha detto anche il Presidente della Repubblica Mattarella. E quindi credo che possiate essere orgogliosi di far parte di questo sistema. Avete operato anche fuori dal Veneto e quindi sapete e vi siete confrontati anche con altre realtà. Noi abbiamo investito tantissimo sulla formazione. Padova è una realtà, in generale la provincia di Padova, molto strutturata. Quando io sono arrivato era già una realtà molto strutturata sulla protezione civile, ma poi si è cresciuti ancora. 10 anni fa la protezione civile del Veneto a livello nazionale non era così considerata come oggi, quindi siate orgogliosi di far parte di questo sistema. Io approfitto anche per salutare, perché sarà l'ultima volta che parlerò con voi nella veste di assessore alla protezione civile, perché sapete che noi abbiamo una legge regionale che impone al massimo 2 mandati per gli assessori, quindi la certezza è che quando si voterà, non si sa ancora quando si voterà, ma insomma a breve ovviamente, io terminerò il mio mandato e quindi continuerò a operare in altri ambiti, ma che potrebbero anche essere collegati al sistema della protezione civile, ma non parlerò più da assessore, quindi approfitto per salutarvi, ma soprattutto per ringraziarvi perché in questi 10 anni, come ha detto il consigliere Sandonà, io ne ho viste tante di emergenze e quindi ho saputo affrontarle con la certezza e la consapevolezza di non essere da solo, ma di avere dietro di me, io chiamo il sistema di protezione civile un esercito di pace, che è assolutamente preparato, disponibile, e io faccio sempre la battuta ai miei colleghi, a volte quando mi chiama il Dipartimento della Protezione Civile, e voi lo sapete, ho il problema opposto di qualche altra regione, cioè io devo tenerli fermi perché sennò parte tutti. E anzi, di solito il problema è come mai sono partiti quelli, non siamo partiti noi, no? Noi ci siamo dovuti organizzare in una certa maniera attraverso le province e quindi qualche volta noi quando chiediamo la disponibilità abbiamo talmente tante disponibilità che ci sono gli scontenti che non riescono a partire. Ecco, io penso che sia meglio così che l'opposto. E questo denota anche la nostra storia, che è le nostre caratteristiche di noi veneti, che quando c'è da aiutare siamo in prima linea e non è che aspettiamo, ma partiamo spontaneamente. E quindi veramente un ringraziamento di cuore a tutti gli uomini e le donne della protezione civile che in questi 10 anni sono cresciuti insieme a me e mi hanno sempre garantito il massimo supporto e abbiamo sempre fatto, grazie a voi, una bellissima figura anche quando siamo andati a operare fuori dalla Regione Veneto. Grazie ancora. Grazie all'assessore Bottacin, credo che rimpiangeremo purtroppo l'assessore Bottacin nei prossimi anni. Do la parola al sindaco Dario Tardivo che è qui con noi. Illustri autorità regionali, stimati volontari, amici, oggi è per me un vero onore essere qui e una grande emozione profonda. Poter prendere la parola in questa sede prestigiosa, cuore della nostra regione, animo ruggente del nostro bellissimo, straordinario Veneto. Sono qui insieme a voi per celebrare questi 30 anni di protezione civile di Campo San Martino. Desidero innanzitutto esprimere un ringraziamento sincero e caloroso alla Regione Veneto, che con la sua attenzione costante dimostra ogni giorno quanto creda nella forza della protezione civile. Grazie Presidente Luca Zaia per la sua vicinanza e per la sua visione lungimirante con cui guida la nostra amata Regione. Ringrazio l'assessore Giampaolo Bottacin che conosce a fondo il significato di esserci, sempre, e che con competenza e concretezza ha sempre sostenuto i progetti di protezione civile. Grazie.
Un grazie speciale va al consigliere regionale e presidente della prima commissione Luciano Sandonà, mio concittadino, che da sempre porta la voce di Campo San Martino e del distretto del Medio Brenta nelle sedi istituzionali con determinazione e cuore. Grazie Luciano. Oggi permettetemi di condividere una scelta che per me ha un valore significativo. Non indosso la classica giacca e cravatta da sindaco, diciamo così, come la formalità magari potrebbe suggerire in un palazzo così prestigioso. Oggi indosso con orgoglio la divisa della Protezione Civile, perché il sindaco, quando si parla di protezione civile, non è solo un rappresentante, è un volontario tra i volontari, è un compagno di squadra. Per legge e per coscienza il sindaco è la prima autorità di protezione civile nel territorio comunale. In prima persona responsabile durante le emergenze, può delegare funzioni un sindaco, può contare su assessori e collaboratori, ma le responsabilità restano sulle sue spalle. Questo non è un peso, è un onore. Indossare questa divisa significa dire a tutti voi: io ci sono, io sono uno di voi. Significa ricordare che chi guida una comunità deve essere il primo ad agire di giorno e di notte, pronto a scendere in strada quando il pericolo chiama. La protezione civile non è quindi un ufficio staccato del municipio, ma è un modo di essere sindaco. Ecco perché oggi il mio abito è questo, perché la protezione civile è un servizio, è identità e appartenenza, è un impegno che anche il sindaco condivide in prima persona con i propri cittadini e con i volontari che ogni giorno vegliano sul territorio. In questi 3 decenni, voi volontari e volontarie avete scritto una storia che parla di coraggio e generosità. Una storia fatta di gesti silenziosi, di notti insonni, di mani che tendono quando tutto sembra fermarsi. Siete la nostra sentinella che veglia quando il paese dorme, il cuore che batte quando l'emergenza purtroppo bussa alla porta. Nel nostro territorio comunale siete stati al fianco di famiglie in difficoltà per piene, temporali, emergenze improvvise. Nel distretto del Medio Brenta, che riunisce 7 comuni, avete portato competenza e rapidità di intervento, diventando un punto di riferimento sicuro. Vi siete spinti nella nostra provincia e in tutta la regione Veneto, laddove c'era bisogno, sempre con lo stesso spirito, aiutare senza chiedere nulla in cambio. E non vi siete fermati ai confini regionali. Avete portato il nome di Campo San Martino e del Veneto in tutta Italia. Penso al terremoto dell'Aquila nel 2009, quando avete donato speranza tra le macerie, e alla devastante alluvione del 2010, quando la nostra terra aveva bisogno di mani forti e instancabili. Ma penso anche alle difficilissime giornate nel periodo della pandemia Covid-19, quando avete consegnato materiali, beni di prima necessità e soprattutto dato conforto e sicurezza nella cittadinanza. Il vostro impegno non conosce orari, di giorno e di notte, e quasi sempre di notte. Vi fate trovare pronti, sempre. Questo è un atto d'amore per la comunità che va oltre il semplice volontariato. È un segno di cuore, di un cuore grande, che non dorme mai. E in questa lunga avventura c'è anche una storia di amicizia, che va oltre i confini d'Italia. Il gemellaggio con i volontari di protezione civile di Rosenheim, in Germania, che da oltre 25 anni camminano al nostro fianco. Con loro abbiamo costruito un ponte di fratellanza europea, che ci arricchisce e ci insegna che la solidarietà non ha frontiere. Permettetemi ora di ringraziare alcuni protagonisti che hanno reso possibile questo straordinario percorso. Sicuramente un grande e profondo grazie, e anche un applauso, va al nostro coordinatore Matteo Caccaro, che con la sua giovane energia guida oggi il gruppo con competenza e visione. Grazie sicuramente al vice coordinatore Stefano Zevrain, un sostegno prezioso in ogni intervento, sempre con professionalità e rigore. E un grazie immenso a Silvano Dal Ponte, che per oltre 20 anni ha tenuto saldo il timone della protezione civile di Campo San Martino, garantendo continuità, solidità e un esempio che resterà nella nostra memoria collettiva. Vorrei soffermarmi proprio su questo concetto di continuità. In ogni comunità, in ogni gruppo, la continuità è un bene prezioso. È la prova di un amore autentico per ciò che si fa. Significa non solo saper iniziare, ma saper passare il testimone, assicurando che l'impegno non si spenga mai.
Silvano ha saputo consegnare la sua esperienza a una nuova generazione, una generazione formata e capace. Matteo ha raccolto il testimone, insieme a tutti i volontari, con entusiasmo e responsabilità. Questa catena di passione e professionalità è la vera garanzia che il nostro gruppo non solo ha una storia, ma avrà anche un grande futuro. Voi volontari siete quella luce che si accende quando tutto intorno è buio. Siete il vento che asciuga le lacrime, siete la mano che solleva chi è caduto. La vostra forza non è solo nelle attrezzature, ma è soprattutto nella capacità di guardare lontano, di immaginare il domani e di prepararlo oggi. Quindi lasciatemi dire, cari amici, oggi celebriamo un anniversario che è una visione di comunità, una visione che sa prendersi cura di se stessa, che sa costruire fiducia, che sa guardare avanti. Campo San Martino e il distretto Medio Brenta, grazie a voi, sono un esempio di come il volontariato diventi un'infrastruttura morale, radice di sicurezza e di speranza. E concludo con un pensiero che porto nel cuore. Quando un volontario si mette in cammino, non porta solo soccorso, porta futuro, perché ogni vita protetta è un seme di speranza che cresce e ogni notte vegliata è un'alba che diventa più sicura per tutti. Quindi grazie dal profondo del cuore a ciascuno di voi, grazie alla Regione Veneto per aver riconosciuto questo straordinario cammino. Insieme continueremo a scrivere pagine di cui la nostra terra potrà essere orgogliosa. Quindi viva Campo San Martino e viva la Protezione Civile. Avete sentito le qualità oratorie del nostro sindaco? Un discorso non da tutti i giorni. Complimenti. Allora, adesso il coordinatore Matteo Caccaro, prego. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio la Regione per questa giornata, per averci accolto. Ringrazio in primis anche l'assessore Sandonà e anche l'assessore Bottacin che hanno reso possibile tutto questo oggi. Ringrazio tutti anche e soprattutto a nome di tutto quanto il nostro gruppo comunale. Che dire, 30 anni di vita del gruppo sono tanti, ma sono ancora forse pochi, perché futuro ce n'è ancora per noi. In tutti questi anni c'è stato molto impegno da parte di tutti i volontari. Ringrazio quindi quelli attuali e soprattutto anche di quelli che sono passati, che ne hanno fatto parte, che hanno sempre lavorato con costanza, dedizione e non hanno badato a sacrificare anche le famiglie, giorni e anche notti per rendersi disponibile per il prossimo. Ringrazio la Regione per il supporto che ci ha dato anche con le attrezzature, per i vari corsi che siamo riusciti ad effettuare. Un ringraziamento lo faccio anche all'amministrazione attuale e anche quelle precedenti che ci hanno sempre supportato e hanno sempre creduto nel nostro gruppo. E quindi che dire, un grosso grazie, un grosso ringraziamento a tutti quanti. Teniamo duro e cerchiamo di durare minimo altri 30 anni, ok? Allora, adesso c'è il vice coordinatore Stefano Zeorai, prego. Beh, intanto buongiorno a tutti, grazie per questa occasione e per chi mi conosce sa che non sono persona di grandi parole. Mi piace di più operare che non stare dalla parte, diciamo, mediatica. Quest'oggi siamo qui per festeggiare appunto 30 anni di un gruppo di protezione civile e come noi ci sono tanti altri gruppi. Alle nostre spalle inizialmente avete visto una foto con delle divise diverse perché il sistema di protezione civile è composto da tantissime forze che entrano in campo e devono lavorare insieme.
Abbiamo avuto modo di vedere appunto il distretto, che è una realtà che si è consolidata negli anni e ha fatto capire che lavorare insieme rende tutto molto più semplice e con risultati migliori. Adesso partiremo con una nuova formula che saranno quelli degli ATO. Siamo qui, siamo pronti, affronteremo anche questa. Cosa potrei dire? Potrei aggiungere tantissimi degli interventi che il gruppo ha affrontato, perché comunque in questi 30 anni, ne sono orgoglioso, ne ho 25 passati all'interno di questo gruppo, quasi 26. E quindi diciamo che la storicità non al 100%, però una buona storicità di tutte queste attività, dove ricordo, perché me l'hanno trasmessa all'inizio, i nostri volontari di Campo San Martino si sono ritrovati con una piccola cerchia, e a testimonianza anche appunto Luciano, che ha memoria di ciò, si cucivano le divise in casa e iniziavano a portare il loro primo aiuto a chi ne aveva bisogno, prima di tutto formandosi e una volta fatto ciò entrando in campo. Durante questi anni, come ha ribadito anche l'assessore Bottacin, sono stati fatti grandi passi e non perché è qui presente, ma per la realtà dei fatti, lo ringrazio ancora a nome non solo personale, ma proprio di tutti i gruppi, per il semplice fatto che si è portata avanti un'idea legata alla formazione e di conseguenza a un soccorso sempre più tecnico e mirato, che se non abbiamo questi rappresentanti davanti a noi che lottano e spingono per questa direzione, saremo un'altra forma di volontariato, probabilmente magari senza nulla togliere, ma faremo attività locali, parrocchiali e quant'altro e non di soccorso. Il nostro comune ci ha sempre appoggiato, come tutte le varie istituzioni provinciali e anche regionali, e quest'oggi abbiamo delle specializzazioni, si può dire, di un certo livello e di un certo spessore. Queste sono il risultato di continui addestramenti, ma soprattutto di continue formazioni. Non ultima, una formazione di alto livello che ci ha visto addirittura intervenire in territorio non italiano attraverso dei simulatori che per il momento noi non abbiamo a disposizione, ma le forze internazionali dei vigili del fuoco e del soccorso tecnico dispongono. E questa è stata, al di là dell'aspetto tecnico, un'esperienza che per chi ha potuto viverla è stata di grande spessore. Cosa dirvi ancora? Sicuramente cresceremo perché arriveranno nuove reclute, le quali abbiamo l'obiettivo di affiancarle a noi e farle crescere professionalmente. E soprattutto è bello gustarsi queste giornate in tempi di pace, ma noi viviamo meglio nei tempi di meno pace, mettiamola così. Quindi grazie ancora a tutti, grazie soprattutto alle amministrazioni dalla regione fino ad arrivare a quella comunale che con tutte le difficoltà ci hanno sempre supportato e ancora continuano a supportarci e anche a sopportarci, perché quando c'è necessità suoniamo una volta, 2 volte, 3 volte e pretendiamo, perché essere pronti non è una cosa che si decide dopo che l'acqua è uscita, ma bisogna prevenire. Grazie ancora. Grazie Stefano, sempre presente. E chiuderei la giornata di oggi. Se Silvano vuole venirci a dire una parola, sappiamo che non è non ama le luci della ribalta, diciamo, ecco. Usiamo un termine, però una parola è dovuta e sappiamo che i volontari di protezione civile non sono le persone più adatte, diciamo, a fare discorsi pubblici perché amano il lavoro e l'impegno. Prego Silvano. Una parola, grazie. Vabbè, basta adesso con Vediamo questi tedeschi. se Silvano comincia in tedesco, ma No. ha già fatto il traduttore per basta, i volontari del basta. Niente, ringrazio tutti di questa giornata che senz'altro corona i nostri 30 anni di volontariato del gruppo e io sono 20 anni, 22-23 anni che faccio parte del gruppo, ho fatto 20 anni di coordinatore e in questi 20 anni ne ho viste un po' di belle e di brutte e di tutti i colori.
a iniziare dal primo impatto è stato col terremoto dell'Abruzzo, che è stata una roba impattante, così ero da poco, ero giovane di protezione civile e effettivamente sono rimasto scioccato anche per tanto tempo dopo. Toccare la morte è una roba che non è simpatica. Comunque dopo tutti gli altri interventi, la grande alluvione del 2010, qua in Veneto, un po' dappertutto, insomma, dove capitava, noi c'eravamo e con grande onore ci siamo fatti benvolere in tutte le occasioni. Ringrazio nuovamente l'assessore Sandonà, l'assessore Bottacin, che mi dispiace non poter più avere tra le nostre forze, perché effettivamente con lui, con il suo assessorato abbiamo avuto tante soddisfazioni e di questo lo ringrazio. Ai volontari dico, mi avete tanto aiutato in questi 20 anni di coordinatore, adesso ho lasciato un po' la carica, per fortuna, ai più giovani, li seguo così ogni tanto gli qualche consiglio che bisogna dare e basta, dai, continuiamo con la nostra buona volontà di aiutare chi ne ha bisogno. E così basta, dico grazie a tutti. Grazie Silvano, ha chiuso degnamente la giornata di oggi. Mi ringrazio sentitamente l'assessore Bottacin per la sua eccezionale presenza oggi qui col nostro gruppo. Ripeto ancora una volta, era già stato in loco a trovarci sicuramente una volta, non so se 2 volte addirittura. E ringrazio il sindaco, il coordinatore, Matteo, Stefano, Silvano e tutti voi che siete venuti qua oggi e grazie per la presenza qui oggi. Direi che adesso abbiamo anche la possibilità di farci anche la foto con la presenza dell'assessore e grazie di aver celebrato qui con noi. Ripeto, io 30 anni fa ero in giunta comunale, ricordo la delibera, diciamo, di costituzione del gruppo di protezione civile del nostro paese.